Devono essere accurati, si è unito all'azione del numero 47 e adesso abbiamo 4 uomini al comando con un vantaggio completato di 17 secondi sul gruppo. Ripetiamo, sono ora 4 iniziano 17 secondi il vantaggio del solo gruppo dei 4 partigiani. Ma il gruppo risponde in modo radioso, sono scesi sotto i 10 secondi, stanno andando in ricucire. Momenti praticamente sicuramente decisivi della corsa, i 4 cercano il rilancio nuovamente, ma il gruppo si era portato a 10 secondi, io raccomando al pubblico ormai in addirittura l'arrivo dei nostri ciclisti di mantenere la posizione all'esterno della tracciata di gara, che cortesia molto importante. Attenzione, signore, il numero 47, uomo sul comando potente, è il pettorale numero 47, rompe i luci, si rompe il corpo in testa e cerca l'azione, sta andando. Il gruppo ha ripreso i 3 positivi e in questo momento c'è un nostro comando che cerca di fare la differenza. Il suo numero è il 47. Il vantaggio però del numero 47 è assolutamente risicato, sono solo 5 al momento in secondo il gruppo sta rinvenendo compatto. Gruppo compatto ormai alle spalle del numero 47, sta andando a chiudere. Stanno per affrontare per l'ultima volta, stanno avvicinandosi alla salita che ritornerà per l'ultima volta al Castello Biancano. Maria lancia il numero 47, attenzione, quelli che erano 5 diventano 10 confermato la corsa, 10 secondi. Cerca l'azione coraggiosa, almeno per andare a prendersi il traguardo del GPL, l'ultimo GPL di questo giro. Quindi l'azione coraggiosa del numero 47 che sta maturando
10 secondi che sta difendendo. 13, salgono 13 secondi, la coraggio trazione del numero 47. Confermiamo il numero 47, 13 secondi di vantaggio, sta cercando con questa situazione di scavare un piccolo scorpo Carino Porti al traguardo volante della prima montagna, scusate, a Castello di Arcano, in solitario per poi giocarsi le sue ultime chance nei 5 km circa che lo separano dalla linea dell'arrivo. Sono momenti di attesa, abbiamo stato lo stop del battistrada rispetto al gruppo, attendiamo l'aggiornamento. Salgono 14 secondi di distacco del numero 47. Lo so. No. Nuovamente Rosa il vantaggio. Andreamus è l'atleta con il numero 47, erano rimasti 4 secondi. Il gruppo non sta perdonando neanche questa azione. Si sta schiacciando il gruppo, però stanno partendo le varie azioni individuali. Marco Andreaus, l'atleta con il pettorale numero 47, Andreaus Marco che sta cercando con gli equilibri di difendere il suo primato solitario, ma il gruppo, abbiamo detto, sta nuovamente rinvenendo e rintuzzando anche questa. Siamo alla grande della montagna, l'ultimo per questa giornata.
Si staccano in 5 dal gruppo, si staccano in 5 dal gruppo, cercano l'azione, evidentemente staccandosi dal gruppo in 5. Sono ai 4 km, siamo in meno 4 km, siamo in meno 4 km che si sono staccati. Sono passati al traguardo l'ultimo Gran Premio della montagna del Castello di Arcano. 4 uomini cercano l'iniziativa, 4 uomini cercano l'iniziativa, ma sono braccati dal gruppo. Ripetiamo, 4 uomini al comando, ma sono braccati dal gruppo. Stiamo attendendo la radiocorsa di indicazione sul distacco dal gruppo. Ripetiamo, cercano l'azione in 4, ma sono braccati. Sono braccati dal gruppo che non sta mollando. Quindi attendiamo ancora l'indicazione della radiocorsa, ma ripetiamo, eravamo pochi istanti fa passati ai meno 4 km. Ormai siamo al momento della verità. Attenzione, siamo assolutamente meno 2 km in questo istante per i fuggitivi. 5 sono gli atletici che hanno aggiunto un altro giro del gruppo. 5 cercano l'azione e meno 2. Si passano dentro il gruppo e perdono in 15 con un'altra azione per andare a ricucire quei 5 lì in fuga. Ripetiamo, 5 uomini, tentativo di fuga. Siamo già transitati ai meno 2. Passaggio verso l'ultimo chilometro. Passaggio all'ultimo chilometro. Ancora in 5 metri. Ultimo chilometro, ma sono in 5. Sta cercando l'azione. Uno dei 5, partenza e ripartenza. C'era contro la radiocorsa. Ultimo chilometro. Siamo nell'addirittura dell'arrivo, ripetiamo, siamo nell'addirittura dell'arrivo. Sembra che l'azione dei fuggitivi abbia avuto un buon fine. Sembra che il gruppo non riesca a recuperare.
ormai siamo veramente agli ultimi secondi di questa terza e decisiva tappa regina dentro 300 metri. Andiamo a goderci l'arrivo di questa terza tappa ai 300 metri. Tra un istante vedremo le sagome dei corridori spuntare e andremo a raccontare gli ultimi metri di questa edizione 2020. Ancora un attimo di suspense per capire Ecco, io pronostico, annunciano l'arrivo il solitario, ecco che arrivano sprint fino all'ultimo a cercare secondi preziosi per la classifica, a cercare secondi preziosi per la classifica. Ultimi sforzi degli atleti, ripetiamo, 94 a tagliare il traguardo tra vincitori dopo assolutamente emozionante. Arrivano ancora. Arrivano ancora gli atleti per l'applauso del fortissimo pubblico che riconosce la fatica e il coraggio di questi atleti che hanno dato battaglia sportiva veramente fino all'ultimo metro, guadagnandosi appunto l'applauso di tutto il pubblico. Grande prova di questi ragazzi, grande prova di tutta l'organizzazione messa in campo al Gilberto Vitale, agli amici della pista di Pordenone, dall'Unione Ciclisti Salvatese, della guida addirittura Zittagallo arriva strenato il numero 75 per ricevere l'aiuto anche del pubblico. Perfetto. Eccoci che arrivano ancora gli ultimi metri di questo traguardo che si è rivelato davvero insidioso e davvero ostico per tanti, vedendo alla frusta, vedendo la pura prova il valore e la capacità di questi ragazzi che però hanno risposto da parlo, ricordiamo 33 in team alla partenza in rappresentanza di tutta Italia, 165 si sono disputate 3 tappe, la prima crono tappa a Pordenone al velodromo Fabio Montese.
non questo, perché già dalla prima giornata con la cronosquadre avevate dimostrato di avere i numeri per potercela fare. Sì, avevamo fatto una prova eccellente, gli è andato un po' male, però siamo pronti per il giro, diciamo che la nostra amministrazione è felice di ospitare queste manifestazioni, questo 18° giro internazionale del Friuli. Diciamo che ha portato anche un po' di sole dopo il brutto tempo e ringrazio tutti per l'organizzazione, il Fontana Fredda, la Polizia Municipale e tutti quanti hanno dato la mano, anche dalla Protezione Civile, perché non era una situazione facile, dato i giorni che ci hanno dato purtroppo un tempo non molto clemente, ma è arrivato il sole, speriamo che arrivi il sole anche per il Giro d'Italia e che sia un bel auspicio per dare sempre delle manifestazioni che promuovono il nostro territorio. Grazie, bravissimo. Perfetto, veramente si è distinto. Chiedo anche al nostro gentile pubblico un applauso per i primi 3 classificati. Della classifica. Indicazioni hanno vinto corridori che sono nell'ambito della nazionale, peccato che speriamo che facciano un mondiale, perché questi sono ragazzini che meritano veramente il mondiale, sia De Prezzo sia Garofoli sia Palì erano nel gruppo e avrebbero potuto fare i mondiali, speriamo bene. Per cui mi ricordo, rispettiamo la fatica di tutti gli atleti, lasciando libera la sede di gara. Lasciamo libera la sede di gara. Ormai sono probatissimi, chiedo un applauso a tutti questi ragazzi che stanno diventando questo sforzo organizzativo della società ciclistica Fontana Fredda. Attenzione!
alza giustamente il pugno arriva addirittura impegnando la pietra dell'Ausonia Pescatino. Eccoli che arrivano, si dipinge finalmente sulla volta un sorriso ancora, una impegnata, ed ecco la fetta della Warfare, gruppo della Salvis. Io ho il piacere di potervi comunicare la classifica generale partendo dalla quinta posizione. Danilo Cristian Pase, che oggi partiva con la maglia di leader della classifica, termina al quinto posto. Al quarto Manlio Moro della Borgo Molino Rinascita Ormelle, al terzo Gianmarco Garofoli del team LVF, al secondo Francesco Calì, aspiratore Opelli, e al primo posto vince il Giro del Friuli 2020 dal Borgo Molino Rinascita Ormelle, Davide rinascita ormai impresa per questa celebrazione della nuova alfiere. Ripeto al pubblico, ci sono ancora atleti dietro, vi prego di prestare la massima attenzione, mentre si sprecano i 5 a Davide del Pretto. Veramente ricordiamo Francesco Calì dell'aspiratore Opelli, secondo. Bene ragazzi, è stata complicatissima, una delle giornate di lavoro più complicate della mia carriera professionale, però alla fine sono contento di avervi consentito di vedere le fasi finali anche con la cronaca di Gilberto Zorat. E quindi il 18° giro del Friuli Venezia Giulia Juniores, edizione 2020, è stata vinta da Davide De Pretto della Borgo Molino Rinascita Ormelle. A lui vanno i complimenti di tutti per questo successo. La terza tappa da Fontanafredda a San Daniele del Friuli l'ha vinta Francesco Calì. Un ringraziamento a ovviamente Gilberto Pitarella e tutto lo staff della società ciclistica Fontanafredda per averci permesso questa trasmissione.
è anche spuntato il sole alla fine. Chi era in contatto con noi durante la corsa si è reso conto anche di quanto stesse piovendo dopo il collegamento che abbiamo messo in piedi in Vi ricordiamo che le emergenza. premiazioni verranno eseguite al Palazzetto dello Sport, per cui le premiazioni, ricordiamo, al Palazzetto dello Sport. Premiazioni Invitiamo tutti per le maglie, per la premiazione della tappa odierna e per l'assegnazione delle maglie di questo Giro del Friuli 2020, categoria juniores, al Palazzetto dello Sport. Stavo dicendo, chi era in collegamento con noi, ci ha visti sulla pagina Facebook del Giro, dal ponte di Pinzano al tagliamento, si è reso conto di quanto stesse piovendo in quella circostanza. Sul tracciato ho anticipato di una ventina di chilometri i corridori, una mezz'oretta circa i corridori, e ho trovato anche grandine. Per fortuna il gruppo non è stato colpito dalla grandine, certamente ha preso parecchia pioggia. Alla fine però su San Daniele del Friuli è spuntato il sole, che ha salutato la vittoria di Davide De Pretto. Grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo da domani a giovedì campionati italiani tricolori su pista giovanili, categorie esordienti e allievi, da San Giovanni al Natisone dal velodromo. Ciao a tutti!